Alle porte bussa la prima gara ufficiale di Coppa Italia e l'Akragas stringe i tempi per completare la rosa di calciatori, specie nel settore under. Infatti, sinora gli arrivi riguardanti i senior sono stati abbastanza di livello, ma a fare la differenza in campo occorre anche la qualità dei più giovani. In occasione del triangolare Memorial Giovanni Alessi il problema è venuto a galla ed il presidente Giovanni Castronovo, di concerto con il tecnico Corrado Mutolo e il DS Ernesto Russello, stanno correndo ai ripari ed è probabile che in settimana possa registrarsi qualche novità. Tra l'altro lo stesso patron biancazzurro aveva accennato ad un paio di arrivi, un attaccante e un centrocampista, di cui uno rappresenterà la ciliegina sulla torta. Intanto sta andando discretamente la campagna abbonamenti e sino allo scorso martedì i tagliandi sottoscritti dai tifosi avevano superato il centinaio. Per quanto riguarda le altre agrigentine di eccellenza, la Pro Favara continua ad affilare le armi in vista dell'esordio di Coppa Italia in programma all'Esseneto contro l'Akragas. Anche il Canicattì è sotto pressione. I biancorossi tornano a giocare una partita ufficiale dopo 2 mesi. Si parte domenica 1 settembre al Saraceno di Ravanusa per ospitare la San Cataldese. Si tratta di una gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La compagine nissena, vale a dire la San Cataldese, di recente ha divorziato dall'allenatore Piero Infantino e si trova senza guida tecnica. Si parla insistentemente del ritorno di Marcenò. Ed ora una notizia di FIGC. Il settore tecnico della FIGC ha indetto un corso per l'abilitazione ad allenatore di giovani calciatori UEFA, che avrà luogo a Caltanissetta dal 7 di ottobre al 18 di gennaio 2020. La domanda deve essere presentata con documentazione in originale all'ufficio del coordinatore del settore giovanile e scolastico Sicilia FIGC. Queste domande dovranno pervenire entro e non oltre il 16 settembre 2019. Ed ora cambiamo disciplina, calcio a 5. Elio Caltagirone sarà il responsabile della scuola calcio e delle attività di base del giovanile e tecnico dell'Under 17 dell'Akragas Futsal. Suoi collaboratori saranno mister Daniele Calandrino, Under 15. Marco Mossuto si occuperà e sarà il preparatore dei portieri. Le attività del settore giovanile coinvolgeranno piccoli amici, primi calci, pulcini, esordiente, Under 15 e Under 17 regionali. Inoltre per la prima squadra è stato ingaggiato per la stagione 2019-2020 Vincenzo Nicoletti. Nicoletti è stato uno storico portiere della Pro Gela e arriva nella Valle dei Templi per rinforzare l'ottimo roster biancazzurro. Ha ottime doti fisiche ed ha molta sicurezza tra i pali. E questo rappresenta il suo biglietto da visita.